Allora ci siamo, vi do qualche dato che riguarda Corigliano Rossano, un parziale, in testa Stasi 1049 voti, segue Graziano con 729 e Promezio a 307 voti. Mentre mi preparate le due telefonate con il collega Filippo Veltri e con la coordinatrice regionale di Forza Italia Iole Santelli, io chiedo a Gianluca Filici di darci questi dati parziali di Rende. Gianluca Filici è candidato nella lista di Marcello Manna. Sì, buonasera a tutti. Noi abbiamo un'app formidabile che monitoriamo immediatamente i voti che ci arrivano dai seggi e abbiamo un 32% per Marcello Manna, un 26% per l'onorevole Principe, un 21% per Talarico e poi un 9, quasi 9% per De Rose e così via. Questi sono i dati appena arrivati. Mentre Gianluca Gallo, grazie per essere qui, ci dà il nome dei sindaci già eletti. In quali comuni sono a tua conoscenza, cioè dove hai praticamente... A Montegiordano vince Introcaso, a Civita viene riconfermato Tocci, a Frascineto Catapano, a Laino Borgo Maria Angelina Russo, a Morano Nico De Bartolo, a Villa Piana Paolo Montalti. Grazie. Francesco, abbiamo già il dato che riguarda San Luca? Sì, abbiamo San Luca, dove a San Luca, dove finalmente lo spoglio poi è stato finito, ha vinto Bartolo, quindi Klaus Davi, il nostro collega, non ce l'ha fatto, quindi a lui resta il merito naturalmente di aver riportato in auge la notizia delle elezioni di San Luca. Abbiamo anche il sindaco di Acquapesa, che è Francesco Tripicchio, quindi eletto con il 50,49, ci dicono i dati che abbiamo a disposizione al momento. Mimmo Bevacqua, grazie per essere qui. Il voto del PD è soddisfacente o no in Calabria? Diciamo che prendiamo una boccata d'ossigeno. In Italia e nel sud, naturalmente con situazioni e contesti diversi, con percentuali diverse, ma credo che se non avessimo avuto questa inversione di tendenza non avremmo nemmeno potuto più pensare a un progetto da mettere in campo, perché quando si inizia poi la discesa è difficile rimettere in campo uomini, idee, sollecitazioni, progettualità. Io credo che questo dato ci dia qualche segnale di speranza, di fiducia, perché abbiamo superato in Italia i 5 Stelle, in Calabria c'è una inversione di tendenza, anche se minima, e questo naturalmente deve far riflettere il partito a livello nazionale, perché se al sud non c'è una ripresa forte del PD, ma c'è solo una timida ripresa, vuol dire che manca qualcosa a livello, diciamo, di progettualità, di innovazione, di capacità di rompere schemi del passato, incrostazioni presenti, gruppi di potere che condizionano, diciamo, i vari processi nelle varie regioni, quindi credo che ora mi aspetto da parte del Partito Nazionale segnali forti che diano un segnale, diciamo, di cambiamento vero, di consapevolezza della difficoltà e quindi di senso di responsabilità di un gruppo dirigente che, se vuole essere tale, deve anche saper riflettere sui dati, saper assumersi la responsabilità e forse capire che magari è anche il tempo di fare un passo indietro. Quindi io auspico questa, diciamo, riflessione vera che si aprirà nel Partito Democratico a livello nazionale, con ripercussioni a livello naturalmente territoriale, ma soprattutto io guardo al Mezzogiorno, al Sud e alla Calabria, che devono avere uno scossone forte, devono avere, diciamo, una progettualità nuova, devono avere soprattutto la capacità e la sensibilità di mettere in campo un gruppo credibile, radicato, che non dipende dall'età, ma dipende soprattutto dal modo di rapportarsi, di approcciarsi al territorio con forza umiltà, con modestia, ma con quella capacità di sapere oggi essere antenna nella società calabrese e civile. Quindi credo che questo sia il risultato. Che cambia, una società che cambia. Sono pieno di post-it perché ho qui una serie di messaggi che mi arrivano dalla regia, alcuni me li scrive anche Carmela, ma dobbiamo chiamare questo, dobbiamo chiamare quell'altro, da impazzire. Allora dovremmo cortesemente, la regia, chiedo di mettermi in contatto telefonicamente. Iole Santelli doveva essere con noi oggi ma è influenzata, e poi il collega, abbiamo la telefonata?
E poi il Sì, sono collega Filippo Veltri, che dovrebbe essere, del quale avete già sentito il contributo in audio e video prima della seconda parte della nostra trasmissione, prima del nostro telegiornale. Allora, intanto Iole Santelli, grazie, come sta? Spero di non aver colpi di tosse tale da creare problemi alla trasmissione. Bene. Però cerchiamo di farcela. Filippo Veltri, mi date per favore Filippo Veltri? Sono qua, sono qua. Allora Filippo, Iole Santelli, fai tu la prima domanda a Iole Santelli. Innanzitutto un caro saluto a Iole, carissimo saluto. Ciao Filippo. Iole, tu hai fatto una dichiarazione poco fa che è abbastanza significativa, vorrei che la esplicitassi. Che significa che Forza Italia deve cambiare? In che cosa deve cambiare? Deve cambiare, deve avere una linea politica decisa che non ha avuto in questi mesi, perché non si può contemporaneamente non in qualche modo incalzare Salvini perché è un alleato delle amministrative e potrebbe esserlo poi successivamente, ma contemporaneamente nel governo. E non si può non avere una linea ben definita e noi abbiamo bisogno di un cambio radicale della classe dirigente, cioè noi ci troviamo in questa situazione abbastanza paradossale in cui abbiamo ancora un capo, un presidente che si spende e ottiene il risultato, perché poi alla fine nelle sue preferenze personali si vede che ha dato un grosso contributo. Abbiamo un Silvio Berlusconi. Parlo di Silvio Berlusconi ovviamente. Abbiamo un territorio, abbiamo dirigenti, amministratori, militanti, gente che ha lavorato veramente. Quello che è mancata è secondo me una classe dirigente, cioè chi si assume le responsabilità delle scelte, che non può essere solo Berlusconi, perché alla fine ovviamente non è che il 100% delle decisioni ordinarie di un partito le fa Berlusconi. Noi abbiamo bisogno di un cambio di passo che io mi auguro avvenga attraverso un congresso che rimetta in qualche modo al centro della discussione l'identità di Forza Italia e anche le facce che la rappresentano. Siete soddisfatti del voto calabrese? Mi aspettavo qualche punto percentuale in più. Non mi aspettavo un successo così straripante della Lega, cioè mi aspettavo un successo ma non così straripante, e devo dare atto. Diciamo, per vedere le cose positive, io ho visto un partito molto in movimento che ha lavorato. Fratelli d'Italia credeva realmente di poterci superare, non ci è riuscita, hanno unito tutto il possibile per farlo. E quindi noi abbiamo resistito a questa virgolette OPA fra alleati. E adesso però comincia un nuovo giorno e ovviamente ci sono stati anche errori e valutazioni di cui bisogna prendere atto e soprattutto valutare per risolverli, per migliorare. Facendo la sommatoria dei voti raccolti in Calabria dalle forze diciamo le forze d'aria che si richiamano all'interno della coalizione di centrodestra, si raggiungono numeri importanti, si va oltre al 50%. Questo che cosa significa? Lo chiedo a Iole Santelli, che può essere... Io premetto che ritengo che ci sia una differenza forte fra le elezioni europee e gli altri tipi di elezioni. Questo è una caratteristica della storia italiana, quindi dobbiamo stare molto attenti nella valutazione del voto europeo, cogliere le tendenze, ma ricordarci quello che è accaduto con Berlusconi nel 95, con Renzi più di recente, cioè dobbiamo stare attenti al voto europeo. Il voto amministrativo regionale è di tutt'altro verso. È evidente che però i dati dicono che il centrodestra solo unito e con Forza Italia può è nelle condizioni di vincere dappertutto e di vincere tutti i collegi. Questo credo che comporti una scelta obbligata, che poi è la scelta che è stata fatta in tutti i territori, compreso
oggi dove stiamo aspettando i risultati del Piemonte. Iole, tu dicevi poco fa rispondendo ad Attilio che una cosa sulle elezioni europee e quelle regionali è ovvio, ma all'interno della partita che si è aperta da tempo nel centrodestra ritieni che questo voto lavori diciamo in direzione di una riunificazione di tutto il centrodestra, perché insomma parliamoci chiaro, io penso che non esista al momento non c'era una grande unità almeno sul nome del possibile candidato, oppure no? Rende più difficile. Aspetti, io penso che non c'è alternativa alla riunificazione del centrodestra, e al di là delle chiacchiere poi valgono i fatti, e nei fatti oggi, non un anno fa, ma oggi si scende in campo tutti insieme nelle amministrative e nelle regionali, il che vuol dire qualcosa, anche perché in questo momento, mai come in questo momento, il voto è molto molto instabile, la necessità di un contenitore liberale moderato esiste, è impossibile che venga, secondo me, rappresentato da Giorgia Meloni, che è stata molto brava, ha fatto una bellissima campagna elettorale con grande passione, ma rappresenta di per sé una caratterizzazione abbastanza estrema del panorama politico. In centrodestra ha vinto quando ci sono tutte le anime, bisogna stare attenti alla tentazione di essere autoreferenziali e di pensare di rappresentare tutto, perché poi non è così. Chiarissimo. Bene, grazie Iole Santelli. Filippo, tra un attimo vediamo se puoi fare un'altra intervista telefonica con... Un abbraccio Attilio. Grazie Iole, grazie. Ciao, ciao, ciao. Con chi? Stavo con il Presidente della Regione Mario Oliverio e stiamo cercando di contattarlo. Rimani in linea, non ti muovere da lì. Mi pare che hai Bevacqua qua. Sì, vuoi fare una domanda a Bevacqua? Eccolo qua. No, perché voglio dire, io a Bevacqua gli voglio fare questa domanda, che è una domanda poi restando sulle europee, non sulle prospettive, perché ha ragione la Santelli, il voto è assolutamente volatile. Pensate che 5 anni fa la Lega in Calabria non arrivava manco all'1%, non 50 anni fa, 5 anni fa, e ora è arrivata al 25%. Il voto del PD, quando tu dicevi, Bevacqua, dobbiamo lavorarci, ma senza partito, cioè se non fate un congresso e non organizzate le cose in maniera strutturata, come pensate di andarvi a riprendere i voti sul territorio? Scusa, prima di rispondere, Bevacqua, vediamo cosa sta accadendo a Corigliano Rossano, perché Gianluca ci chiede la linea. Scusami Filippo, diamo priorità ai dati. Allora Gianluca, ti vedo. Sì, direttore, siamo in diretta da Rossano, abbiamo lasciato Mirto Crosia, avete visto le immagini di festa, e abbiamo adesso raggiunto Rossano, siamo in particolare incontrati a Donn'Anna nella scuola Papa Zaccaria e abbiamo dei dati importanti che riguardano le 74 sezioni che al momento vengono scrutinate nel territorio di Rossano Corigliano, con dei dati parziali che riguardano, appena arrivati, sono molto aggiornati, i candidati Giuseppe Graziano, Luigi Promenzio e Flavio Stasi. Flavio Stasi, cominciamo dal più votato per il momento, 2521 voti. Poi abbiamo Giuseppe Graziano invece a 1839 e Luigi Promenzio a 1634. Questi i voti per il momento, sono arrivati 5 minuti fa, quindi c'è il dato importante, lo riguardiamo grazie a Giuseppe Greco che mi mostra il monitor, 2521 e al 42,06%, ripeto, dati parziali sulla base di quanto è stato fatto in questo momento nelle 74 sezioni fra Corigliano e Rossano, e sono al 30,68% invece Graziano, al 27,2% Promenzio. Per il momento quindi in testa Stasi, il candidato che noi abbiamo intervistato
proprio all'apertura delle sezioni per l'inizio dello scrutinio. Stiamo ancora aspettando di raggiungere nelle segreterie, siamo in contatto con le segreterie sia di Graziano che di Promenzio per ascoltare anche loro naturalmente nel corso dello scrutinio, e quando poi i dati diventeranno ancora più pesanti, visto che sono migliaia, decine di migliaia di lettori qui a Corigliano Rossano. Bene, grazie. Deve rispondere Mimmo Bevacqua. Voglio chiedere solo una cosa a Gianluca Gallo. Se dovesse andare avanti così il trend non ci sarà ballottaggio a Corigliano Rossano? Ci sarà ballottaggio, ma sicuramente Stasi sarà in vantaggio, perché Stasi aveva 4 liste. O meglio, mi spiego, no, non volevo dire che non c'è ballottaggio, dico ci sarà un ballottaggio con una forbice molto ampia. Con una forbice ampia, ma soprattutto c'è un dato. Io ho fatto più elezioni con il doppio turno, essendo stato 2 volte sindaco di Cassano. Quando si è sparati in ballottaggio con un grosso vantaggio sulle liste, sicuramente si ha un vantaggio per il ballottaggio, e quindi credo che in questo momento Stasi stia accumulando un buon vantaggio, al di là del dato numerico e della forbice con gli altri candidati. L'impressione è questa, poi sarà da verificare naturalmente. Allora, deve rispondere Mimmo Bevacqua. Sì, io rispondo un po'... A Filippo. Ah, anche a me vuoi rispondere? No, rispondo a Filippo. Perché sennò poi sai, Filippo. lui dice, ma come, non mi No, io rispondo dicendo che credo che oggi il problema del PD nel Sud non è quello di fare i congressi o di celebrare i congressi con in campo gruppo di potere che cercano di condizionare le fasi. Io credo che c'è bisogno di uno scossone forte da parte di chi ha la responsabilità a livello nazionale, a livello regionale, di dare dimostrazione vera, ecco, che si vogliono rompere schemi del passato, si vogliono rompere incrostazioni che sono presenti e forti. Io faccio l'esempio di Stasi, di Rossano, perché adesso voglio dire una cosa. Io ero uno di quelli che sosteneva con forza la candidatura di Flavio Stasi, perché o si mettono in campo figure come quelle di Stasi che rompono davvero il sistema e dimostrano di intercettare il voto d'opinione libero, o altrimenti rischiamo sempre di lasciare il voto di protesta, il voto di disperazione, il voto di non condivisione soprattutto di metodi uomini a chi, come la Lega e i 5 Stelle, parlano alla pancia delle persone, e noi non riusciamo a proporre un'alternativa credibile che sappia intercettare questa speranza. La speranza oggi, o la fiducia che gli italiani non trovano più in chi oggi guida i processi a livello nazionale e a livello locale. Quindi questa è la vera scommessa. O il PD si assume la responsabilità di rompere incrostazioni, o altrimenti possiamo celebrare qualsiasi congresso, tutti i congressi del mondo, ma non cambierà nulla in Calabria, nulla nel Mezzogiorno e nulla nel Paese. Chiarissimo, chiarissimo. Chiaro? A Gianluca Gallo invece gli devo fare un'altra domanda, perché l'altro giorno ci siamo per caso incrociati e io gli ho detto al consigliere Gallo che Forza Italia non mi sembrava in una condizione ottimale. Ora, i dati danno ragione ovviamente a me, ma soprattutto le osservazioni di Iole Santelli, che è la coordinatrice del partito, confermano quello che io dissi a lui 3 giorni fa. È vero o no, Gallo? Veramente, ciao Filippo, tu però mi hai detto che Forza Italia sarebbe stata al 5%. Io ti ho detto che non sarebbe stata... ho detto all'8%. No, mi hai detto che sarebbe stata al 5%. No, vabbè. Io ti avevo detto che avrebbe toccato il 10% e che comunque sarebbe stata in maggiore salute in Calabria. Qualche punto in meno in percentuale, perché in Calabria, in Italia andiamo quasi al 9%, in Calabria andiamo quasi al, mi pare, al 14%, e credo che comunque è chiaro che non è un momento brillante, di questo ne sono perfettamente consapevole. È un partito che va riorganizzato sul territorio, perché ha vissuto per anni di rendita rispetto ad un traino che era naturalmente quello del presidente Berlusconi. Oggi questo elemento si è un po' offuscato, si è un po' appannato, allora va organizzato bene sul territorio per riuscire ad intercettare consensi da parte degli elettori e anche, credo, segnare una discontinuità, come sottolineava bene Iole, in termini di classe dirigente, soprattutto a livello nazionale. Credo che questo
sia il dato, bisogna lavorare molto adesso anche in vista delle elezioni regionali. Guardate questo dato che ci fornisce Demoscopica, ve lo faccio vedere, guardate, se magari ecco, così possono vederlo anche loro, la Lega di Salvini ha più 17%, più 112.000 elettori, la Meloni, quindi Fratelli d'Italia, più 5,7%, quindi 32.000 elettori, e poi c'è il PD a più 3,9%, meno 1, 3,75 ma questo è il dato, a te. Questo è il dato. Le cifre assolute sono quelle che ti fanno capire quel che accade. Per questo... bravi questi di Demoscopica, bravissimi, perché segnalano le cifre assolute. Questo è il dato più significativo, È assolutamente quello che sì. ci fa capire che cosa è accaduto. Gianluca Filice, come l'ha vissuta questa campagna elettorale Rende? Beh, io ovviamente sono un professionista, non sono un politico di professione, ma credo Valente medico, vabbè. sì, però voglio dire, credo molto in quella che sono stati i miei studi della polisetica, cioè nessuno deve lasciare la politica a dei professionisti, ma tutti noi dobbiamo interessarci di politica, ed ecco perché io ho messo la faccia in questa campagna elettorale 2019 su Rende, perché credo che il nuovo e il vecchio non esiste, ma che vadano solo interpretati i tempi moderni, e chi si dà del nuovo o del vecchio sbaglia, perché io ricordo con molto affetto il sindaco Mangini. Chi meglio di lui era quello che era definito il vecchio e poi invece è stato quello che ha di più amato la sua città, solo superato credo da Occhiuto ultimamente, perché come amore e come rifacimento della città siamo a quei livelli. E quindi questa è stata la mia idea di politica attuale e della politica e ho scelto il sindaco Manna perché mi sembrava, e ne sono certo di questo, una buona prospettiva per il futuro di Rende nei prossimi 5 anni. Gianluca, saccheggia l'app, facci Sì, sapere qualcosa. Sì, saccheggia poi i l'app. nuovi, volete i numeri assoluti visto che abbiamo parlato, o le percentuali? I numeri assoluti così. Allora, su circa 3.800 votanti, 1.470 sono all'avvocato Manna, pari al 32,5%, 926 voti al Talarico con il 20,4%, 1.210 voti all'onorevole Principe con il 26,68%, 382 voti al De Rose con l'8,41%, il professor Tursi Prato 162 voti col 3,60%, il pentastellato Miceli 195 voti al 4,31%, Scalfari con la Lega 51 voti con l'1,13%, Tenuta 61 voti all'1,35% e Cafiero con 57 voti all'1,26%. Me lo ripete il voto di Talarico per cortesia? Il voto di Talarico siamo intorno al 20%, 20,5%, con 926. Al momento si andrebbe a ballottaggio Manna-Principe. Sì, in questo sì. momento sì. Questa è, mi pare, il trend. Sì, andrà consolidandosi questo dato. dati una proiezione fatta... Come? Non ti sento, Filippo? Mi senti? Adesso sì, alzatemi un po'. Anche qua voglio dire che tu lo rilevavi prima assieme a Bevacqua, ma il dato di Stasi a Corigliano Rossano, questo lo dico in maniera autocritica rispetto agli organi di informazione, là era dato tutto come una partita fra Promenzio e Graziano, e invece abbiamo il dato di Stasi. A Renda la stessa cosa, voglio dire, tutti davano un ballottaggio Manna-Talarico e invece il Vecchio Leone è là. C'è qualcosa che sfugge a noi perché secondo me andiamo troppo appresso a quello di cui io e te parliamo 30 volte al giorno, ci andiamo troppo appresso ad altre cose. O no? Sì, sono d'accordo con te. Non abbiamo valutato bene, non abbiamo capito effettivamente cosa stesse accadendo. Ma non solo io e te, Attilio, Vabbè, lo dico in generale. Parliamo di noi perché ne parliamo spesso. Posso farla se rende una valutazione? Sì. Io credo che il vero dato di Rende faccia riflettere
Io vorrei fare una considerazione in merito a questo. Bravo Mimmo, bravo. Perché io ho avuto modo in questi mesi anche di mettere in campo un progetto, un'idea che pensavo potesse raccogliere il voto e il consenso di tanti cittadini liberi di Rende. Invece io mi sono reso conto, strada facendo, che Rende ancora non è una città libera, ma è una città che è condizionata dai poteri. Un potere storico come quello di Sandro Principe è uno dettato dalla gestione ordinaria che è il Marcello Manna, sindaco attuale della città. Questo è il dato vero che emerge da questa diciamo, consultazione. Quindi due poteri che si confrontano, un potere storico rappresentato da Sandro Principe, che non lo dico in negativo, lo dico come dato per me, e l'altro Manna che rappresenta la gestione ordinaria del comune, l'attuale sindaco, che si scontrano su questa visione della città. Quindi non un voto diciamo, prettamente libero, ma un voto condizionato. No, non condizionato da altri elementi, mi guardate bene, capiamoci. Vabbè, è chiaro, cioè la storia non è che la puoi cancellare, non si cancella, è la gestione. La storia è l'attuale gestione. Questa è, la politica, come dire, i confronti elettorali sono sempre... Vedo il voto di... Siccome credo che sia ormai un dato consolidato, io do questa lettura. No, ma Attilo, dato che vi stanno scrivendo degli amici, perché la trasmissione, come sappiamo, io e te assai vista, quando io parlavo Mimmo Bevacqua di Corigliano Rossano, ovviamente parlavo che non l'avevo inteso io con le mie antenne, altri invece avevano inteso che c'era questo vento su Stasi. Me l'hanno scritto per dire, guarda che però, io parlo di me, però essendo, voglio dire, all'interno di un circuito informativo, significa che c'è qualcosa che viene veicolata in maniera distorta e che poi finisce per dare un'immagine non veritiera. Solo questo volevo dire, Mimmo, capito? Sì, però Filippo, c'è spesso in chi scrive e in chi fa analisi politica, diciamo, anche la diffidenza verso la novità, l'innovazione. No, sono le dinamiche del territorio, poi se non le cogli, se non le vivi, non le puoi... Se uno non coglie, che non è più oggi, chi determina il successo, non è più la sommatoria o l'accozzaglia, anzi più l'accozzaglia fai per la gente più... Scusa Mimmo, ma io da qui non posso capire le dinamiche che ci sono all'interno di un territorio, se io mi assumo... Attilo, ma non è che è riferito a te, no, noi non a medico. L'analisi locale di chi fa politica sul territorio non ha fatto mai emergere in questi mesi la possibilità, invece io che vivo il territorio come Gianluca, io mi ero accorto che c'era... Gianluca anche si era accorto di questo... Io sì. Gianluca se n'era accorto. Io sì. Gianluca se n'era accorto. Io sì, tant'è vero che io proposi a Cesare Marini, senatore del PD, commissario di Rossano, di fermarsi e di capire se oggi bisognava cambiare rotta su Rossano e Corigliano. E non sono stato ascoltato. Perché, lo dico qua e lo dirò anche in altri posti, è stato lì un errore non capire cosa voleva, e solo lì il PD si può incuneare e diventare di nuovo protagonista, non fare ammucchiate o sommatori inutili che la gente non ci capisce. Scusate lo sforzo. Consigliere Gallo, se n'era accorto lei di Stasi? Ma io direttamente... Sinceramente mi deve rispondere. Indirettamente attraverso coloro i quali erano sul territorio, i quali mi riferivano di questa diciamo, forza che esprimeva il candidato sindaco Stasi. Ma per la verità devo dire che avevo anche seguito nella fase precedente, nella fase prodromica rispetto alla produzione delle liste, un tentativo da parte anche del centrodestra e di esponenti del centrodestra di formare qualcosa di discontinuo e di nuovo anche in quell'area con dei candidati giovani, dei candidati che non avevano avuto mai responsabilità amministrative. Per cui c'era quella volontà di cambiamento e bisognava intercettarla, cosa che non è avvenuto nel centrodestra in quell'area. Fermo restando che comunque ancora la partita credo sia aperta e credo che ancora diciamo, bisogna attendere che i dati siano definitivi stasera quando chiuderanno Poi quando torniamo, Gianluca Filici vuole dire qualcosa, bisogna vivere il territorio. No, sì, esatto, io vivo le difficoltà della nostra sanità e quindi vivo forse il boom della nostra sofferenza, operatori, tutti quanti noi, ma anche io credo che anche i politici siano sofferenti nei confronti di questa problematica,
però questo è il grande errore e questa è la grande lontananza, se mi posso permettere di dirlo agli esponenti veri politici, che sono loro e non io, da quello che viviamo giornalmente noi. Questa è la nostra noi abbiamo in pancia tanta sofferenza che la politica non riesce a raccogliere, e spesso, e lo vediamo su queste comunali, io sono un nostalgico della Democrazia Cristiana, il mio primo voto l'ho dato alla Democrazia Cristiana, per cui io oggi vado a votare, ma voto una serie di liste civiche sui comuni, ma non ho ideologie, non ho appartenenze, non ho... È una cozzaglia, e io in questo do ragione ovviamente all'onorevole Talarico, però bisogna cambiarla questa politica, bisogna umanizzarla questa politica, e deve stare vicino a noi, non può stare più lontano. Bene. Io non penso, mi riaggancio a quanto diceva il dottore Felice, non penso che possiamo anche affidarci ai luoghi comuni. Noi, io Bevacqua, siamo consiglieri regionali che non abbiamo sicuramente determinato nel nostro percorso i disastri della sanità calabrese. Oggi la sanità calabrese è commissariata, noi cerchiamo di occuparci di sanità, fermo restando che prima c'era una sanità commissariata anche attraverso commissari provenienti dal governo centrale, magari dello stesso colore politico del Presidente della Giunta regionale. Oggi addirittura c'è altro, per cui la politica calabrese non riesce ad intercettare e intercedere a favore della soluzione dei problemi come quello della sanità. Questo va anche sono d'accordo. detto, altrimenti... No, non si capisce per una cosa, guardate. Mentre noi stiamo parlando, ovviamente arrivano messaggi di cui non dico gli autori perché altrimenti dovevano intervenire, messaggi, WhatsApp, perché questa cosa di Corigliano Rossano è una cosa significativa, è una cosa assolutamente significativa. Allora, ad urne aperte ora, e al risultato che presumibilmente porta Stasi al ballottaggio, ora sostanzialmente l'avevano capito tutti che Stasi era il più forte. Non si capisce quindi chi, come e dove vengono prese le decisioni. Sì, io vorrei che Bevacqua e Gallo, da opposti schieramenti politici, ma che entrambi avevano, diciamo, una preferenza per Stasi, dopodiché poi dice perché la politica si allontana dai cittadini, ma fatemi capire chi, dove e come ha deciso invece le candidature a Rossano Corigliano. Stiamo parlando della terza città della Calabria. Posso dire io per prima. Per primo. La più grande città della provincia di Cosenza. Io posso dire per primo. Io non ero favorevole. La terza della Calabria. Filippo. Sì, giusto. Filippo, sì, giusto. Io non ero favorevole perché io ritengo che rispetto a Stasi, rappresento Forza Italia in provincia di Cosenza, ci sia una lontananza e una diversità. Stasi sicuramente non è uomo di centrodestra, Stasi non esprime, diciamo, una appartenenza ad un campo politico che è quello di Forza Italia, quindi io non ero favorevole rispetto a questa soluzione, per cui però non potevo non intravedere il fatto che comunque anche a seguito delle elezioni dello scorso 4 marzo, nelle quali a Corigliano Rossano c'era stato un voto che aveva visto quasi al 55% i 5 Stelle, quindi c'è una disponibilità, una voglia di cambiamento in quelle due città che adesso è diventata una sola, obiettivamente era possibile pensare che ci fosse un voto positivo per Stasi, ma non ero sicuramente favorevole all'alleanza di Forza Italia. Scusatemi. Anzi, non ero fra quelli favorevoli, lo dico ad urne aperte, e non ero favorevole a Scusatemi, intanto che mi aggiorni l'app che hai, naturalmente vi dico subito che siamo sommersi dai messaggi. Filippo, io WhatsApp completamente in tilt. Sì, pure io, la stessa le cosa. Cose che hanno non detto i nostri telespettatori, qualcuno dice ma Bevacqua, io mi sento libero, sono un cittadino di Rende, mi sento libero, voto secondo quelle che sono le mie convinzioni. Francesco, se guardi le mail possiamo andare un'altra... Ma infatti ho spiegato che è un'analisi generale. L'app cortesemente, perché poi Francesco Aiello ci parlerà un po' di questa fusione, perché l'origine di tutta questa, come dire, di questo rimescolamento di carte, già iniziato secondo me il 4 marzo con lo tsunami 5 Stelle, è proseguita adesso con queste amministrative.
I partiti tradizionali evidentemente si sono fidati, come dire, del candidato che ha un effetto, un impatto immediato, no? con i cittadini, non valutando che in questa fase sono due città che vanno a confrontarsi, sono due realtà fino a ieri completamente distinte e separate, come dire, legate ognuno al proprio campanile, quindi non ci sono mai stati buoni rapporti. Adesso invece è cambiato tutto e forse questo andava valutato. Filippo, io la penso così. Sì, ma guarda, tu no, Filippo, dobbiamo sentire... Attilio, non lo so se su collegamenti mi interrompi, se su collegamenti... Ci sono collegamenti, Filippo. Perfetto, allora ne parliamo dopo. Ci sono collegamenti, dobbiamo andare... vai. Dobbiamo andare veloci perché ho visto Vibbo e Corigliano. Partiamo subito da Corigliano, poi Vibbo pronto per raccontarci come va a Vibbo la situazione. Intanto chiedo a Gianluca, che è un mio amico, Gianluca può, come dire, darmi qualche dato relativo a Rende. Vi faccio vedere un'altra schermata, scusami Filippo, molto indicativa, ancora da demoscopica. Me la fai vedere? Sei riuscito a prenderla, Francesco? Sì, ecco. Eccola qui, a te. Che beh, naturalmente insomma, si vede questo borsino dei partiti, c'è un confronto con le elezioni politiche del 4 marzo 2018, insomma, se le vogliamo appunto paragonare, come vedete ci sono i numeri in percentuali di perdita del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, meno 16,7 pari a 212.000 voti in meno per il Movimento 5 Stelle e per la lista di Forza Italia meno 6,8% pari a 91.000, è un'altra elaborazione di Demoscopic. Gianluca, ti vedo, vai! Sì, eccoci direttore, siamo a Rossano, siamo tornati nel centro e siamo nella segreteria di Flavio Stasi, la segreteria, il quartier generale qui a Rossano, siamo con Alfonso Arcovio che è candidato al Consiglio Comunale e qui ha i dati perché stanno raccogliendo sezione per sezione per quanto riguarda Rossano, ma anche hanno notizie da Corigliano, i dati che riguardano i 3 candidati a sindaco. Come sta andando lo chiediamo proprio ad Alfonso. Allora, noi stiamo attualmente facendo uno screening solamente dei candidati a sindaco, quindi non stiamo tenendo in considerazione le liste né le preferenze dei consiglieri comunali. Al momento ovviamente sono dati parziali, le sezioni non sono state ancora tutte quante avviate, ci sono alcune sezioni che sono praticamente ancora devono partire con lo spoglio, siamo più o meno a una percentuale intorno al 40% Stasi, 30% Graziano e 26% Promenzio. Sono dati parziali, la giornata è ancora lunga, noi ce la stiamo mettendo tutta, siamo tutti qua, come potete vedere alle mie spalle sono tutti in fermento. Abbiamo rappresentanti di liste un po' in tutte le sezioni che ci mandano i dati bene o male con una frequenza di 10-20 minuti. Ecco, mi diceva intanto che ci sono delle problematiche per quanto riguarda una decina di sezioni che non sono partite per inesperienza dei presidenti di seggio. Sì, praticamente pensate questo, la Corte d'Appello ha mandato le nomine probabilmente per tempo, ma alcuni presidenti gli è arrivata la nomina 2 giorni prima delle elezioni. Alcuni candidati che hanno ricevuto la nomina erano candidati nelle liste, quindi hanno fatto la rinuncia, c'erano ovviamente delle liste provvisorie, ma malgrado ciò durante la formazione del seggio mancavano presidenti e segretari, quindi hanno dovuto un po' improvvisare, gente con poca esperienza oppure praticamente nulla l'esperienza e quindi si va tutto a rilento. Per fortuna il Comune in alcune sezioni ha mandato un rinforzo con dei dipendenti comunali, quindi stanno cercando di risolvere la questione, ma molte sezioni ancora non sono partite proprio per questi problemi qui. Tornando a Stasi, al vostro candidato, lei è molto cauto, però il risultato in questo momento fa piacere. Sì, il risultato fa piacere, ma ovviamente bisogna essere sempre coi piedi per terra e soprattutto questo lo diciamo sempre tra di noi. Questo è il meno, quello che sta accadendo è il meno. Se dovessimo risultare i vincitori al primo turno o al ballottaggio, inizierà la vera sfida. Senta, Bene, pensa che Gianluca. il fatto che non sia stato possibile Gianluca, avere dobbiamo anche fermarci. la candidatura del Movimento 5 Stelle abbia favorito Stasi? Guardi, questo non glielo saprei dire sinceramente, perché so che ci sono state delle percentuali inferiori rispetto alle europee, la percentuale delle europee è stata maggiore.
possibile anche che questo fatto che la percentuale sia stata maggiore rispetto alle amministrative ha fatto sì che gli elettori del 5 Stelle abbiano appunto annullato la scheda o votato in bianco, quindi non è detta. Gianluca, ti devi fermare, Gianluca. Io non l'ho visto. Grazie. Gianluca? Sì, perfetto. Ti devi fermare, bene, Sì, direttore. fermati un attimo, ci vediamo dopo, adesso dobbiamo andare a Vibo. Intanto, Ci vediamo a Gianluca... Corigliano, ci spostiamo su Corigliano. Sì, dopo. Gianluca, mi dai qualche dato per favore? Stavamo facendo il calcolo di coloro che hanno votato, cioè quasi 5.000 voti. Siamo al 32,37% Manna, Talarico al 20,4% e Principe al 26,7%. Mi fermo a questi tre, se volete vi posso dettare anche gli altri. De Rose all'8,35%, poi vengono i pentastellati col 4,47%, Sergio Tursiprato al 3,57% e gli altri si fermano intorno all'1,5%. Bene, grazie. Andiamo a Vibo. Maurizio. Eccoci qui a Vibo Valentia, cominciamo anche noi a dare qualche dato perché poi quello che più importa ovviamente ai telespettatori è sapere cosa sta accadendo. Siamo a quasi 3 ore dall'inizio dello spoglio, quindi ancora un po' presto, però insieme al collega Tonino Fortuna, l'editorialista politico della Gazzetta del Sud, abbiamo cominciato a fare dei conti e siamo in grado di offrirvi una prima proiezione. Allora, chiariamo subito, si tratta di una proiezione che certamente è un dato numerico preciso, ma sempre di proiezione si tratta, sebbene da un punto di vista statistico può essere già un elemento di affidabilità perché siamo a 1/6 dei voti scrutinati, quindi la proiezione viene fatta sui dati del 1/6 scrutinati. Allora Tonino, mi pare che c'è una linea ben precisa che si sta disegnando per queste comunali del Vibo Valentia. Sì, buon pomeriggio a voi. Sì, la tendenza sembra ormai abbastanza precisa, su circa 3.000 schede scrutinate, poco meno di 1/6 del campione complessivo, il candidato del centrodestra, Maria Limardo, è ben oltre il 60%, si parla di cifre intorno al 63%, mentre il suo principale competitor, che è Stefano Luciano, candidato da una coalizione civica sostenuta anche dal Partito Democratico, si attesta intorno al 27-28%, il 9% al momento lo raccolgono i 5 Stelle e l'1% il Movimento Fare. Questi sono i dati ovviamente ancora estremamente provvisori sui quali bisogna andare cauti, ma che disegnano una tendenza abbastanza definita. Ecco, questi non sono più exit poll, chiariamo, perché noi abbiamo dato anche degli exit poll prima, ma sono proiezioni su dati numerici certi e già dimostrano una tendenza, ma ci pare di capire che c'è un dato politico anche significativo a questo punto da sottolineare. Sì, il dato politico è che il centrodestra con ogni probabilità questa sera si riprenderà ufficialmente la città di Vibo Valentia. Il centrodestra è anche la coalizione di governo uscente, sebbene sotto le spoglie di una coalizione civica. Ancora una volta viene sconfitto il Partito Democratico, che probabilmente verrà relegato ad ulteriori 5 anni di opposizione. Insomma, il PD non vince a Vibo ormai dal 2000 da più di 15 anni. Ecco, c'è il dato 5 Stelle che alle europee aveva superato il 20%, i primi exit poll parlavano di un 10%, invece adesso siamo al 9%. Era partito bene Santoro, ora sembra aver frenato. Sì, sembra aver frenato, ma insomma l'8, il 9, il 10% per il candidato del Movimento 5 Stelle è comunque un risultato a mio giudizio lusinghiero, perché se proiettiamo questo dato sul risultato definitivo significa che i 5 Stelle vanno dai 1.500 ai 2.000 voti, che insomma sono una discreta affermazione a Vibo Valentia. Ricordiamo che i 5 Stelle non erano presenti in Consiglio Comunale a Vibo, quindi un risultato che sarebbe positivo per Domenico Santoro. Risultato che non è riuscito a frenare, bene dirlo, la corsa del centrodestra. Insomma, molti pensavano che i 5 Stelle potessero attenuare la corsa del candidato del centrodestra, invece dai primi dati così assolutamente non è. La vittoria del centrodestra sembra chiara ed inequivocabile, ovviamente attendiamo numeri più certi e significativi. Perfetto, grazie a Tonino Fortuna. Questo è il dato che da Vibo Valentia però prima di chiudere il collegamento da Vibo Valentia abbiamo detto si è trattato di una proiezione quella che vi abbiamo offerto, quindi ancora col beneficio di inventario perché rimangono ancora molte schede da scrutinare, però un dato tendenziale già significativo. Però prima di interrompere il collegamento da Vibo Valentia, Tirio, io volevo darti già una prima notizia ufficiale ed è il nome di un
un sindaco che risulta ormai ufficialmente eletto in provincia di Vibo Valentia ed è il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, che con il 52,33% ha battuto Giuseppe Rombolà, che si è fermato alla 47,67%. Quindi a quest'ora, poco prima delle ore 17, ufficialmente c'è un primo sindaco già eletto in provincia di Vibo Valentia ed è il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, con il 52,33%. Preciso e puntuale, Maurizio, grazie, ci sentiamo dopo. Abbiamo un dato che riguarda Mendicino, c'è una differenza, una distanza tra Palermo e l'altro candidato di intorno ai 100 voti, 70, chi dice 170, 60, ma la seguiremo. Non abbiamo notizie di Montalto, quindi visto che c'è la nostra Anna Franchino, vediamo un attimo la nostra Anna Franchino cosa ci racconta da Montalto Ufugo. Anna, vai. Sì, direttore, allora da Mendicino siamo corsi velocemente qui a Montalto. A Montalto abbiamo 2.500 sezioni scrutinate su 12.000, cioè schede scrutinate su 12.700. Il dato al momento si prefigura il ballottaggio perché c'è Caracciolo al 49%, Gravina al 31% e la Lirangi al 12%. Questo è al momento il dato, ci troviamo proprio qui allo scalo sotto una delle sezioni del sindaco uscente Caracciolo. Andremo adesso in giro a raccogliere qualche altro dato e vi contatteremo non appena ne avremo contezza. Grazie, preziosissimo il contributo. Io devo salutare Bevacqua che va via perché deve andarsi a fare un giro di sezioni. Che deve fare? Sezione? No, nessuna sezione, non da nessuna parte. Gianluca Gallo invece va a meditare sui dati. Filippo, dobbiamo salutarli. Se no, dire... ma io gli voglio dire una cosa. Il dato del PD di cui lui ha parlato, guardate, il dato del PD, caro Mimmo, allora il PD qua in Calabria non aveva parlamentari europei uscenti. La Campania ne aveva, ho fatto il calcolo mentre parlava Anna da Montalto, aveva 5 parlamentari uscenti, europarlamentari uscenti, più il capolista. Ora, secondo me questo dato, e mi ricollega alla cosa che ho detto prima a te sul congresso, consegna una piccola speranza, secondo me, perché pur non avendo candidati uscenti, tu hai un risultato che è più o meno analogo a quello della Campania, che è un punto avanti in Campania. La Campania è un punto avanti. Filippo, io non credo che il risultato possa essere, giudicato o valutato in base alle candidature che ci sono meno, perché io sono consigliere regionale della Calabria e mi sono impegnato in questa campagna elettorale, spendendomi, cercando di far arrivare il messaggio del PD, e credo che come me tanti altri consiglieri regionali, parlamentari, assessori regionali, presidenti, abbiamo lavorato per dare forza al PD. Quindi non è perché noi non abbiamo candidati parlamentari, anzi, noi avevamo il Presidente della provincia, Franco Iacucci, candidato. No, io ho detto europarlamentare uscenti, non candidato. Vabbè, ma quello è un ragionamento diverso, perché la Calabria non ha mai avuto europarlamentare, l'unico è stato Pirillo un po' di anni fa, l'unico, per adesso non ha mai avuto, vista la dimensione demografica, mai avuto un parlamentare Filippo, ma posso europeo. Posso dire, ormai il PD credo che non riuscirà a riprendere la guida della Regione Calabria, e nel cuore dei calabresi è chiaro che Oliveri è un ex presidente. Bisogna forse, e lo diceva Bevacqua, pensare a qualche discontinuità nelle candidature. Cerco di interpretare il pensiero di Bevacqua, ma nel momento in cui il centrodestra dovesse trovare la quadra, credo che i numeri sono ormai abbastanza evidenti, per cui non c'è partita se il centro adesso trova la quadra. Tu pensi che non troverà la quadra, io penso che la troverà. Bene, grazie, io vi ringrazio di essere stati con noi. Fermatevi qui perché Rosalba Baldino è dalla segreteria politica del candidato a sindaco di Rende, sindaco uscente Marcello Manna. Rosalba.
Sì, direttore, allora siamo qui davanti alla segreteria politica di Marcello Manna, tra l'altro c'è tanta gente perché ci sono anche i dati che vengono proiettati, l'avevamo detto nel primissimo collegamento che ci sarebbe stata una app che avrebbe proiettato sullo schermo i voti scrutinati. Ebbene, finora sono circa 5.500 le schede scrutinate. Per Marcello Manna c'è un 32%, 32 qualcosa. Cosa significa? Beh, è un dato assolutamente importante, ovviamente va verificato, è un primo dato, però il 33, 32, 33% su 9 candidati a sindaco secondo me è significativo di una indicazione di voto ben precisa che ci vede davvero abbastanza premiati da questo punto di vista. Fermo restando che ovviamente ancora siamo assolutamente lontani dal traguardo perché è solo un quarto delle schede che devono essere scrutinate, quindi è un dato, però è un dato assolutamente incoraggiante. Direttore, quindi un dato incoraggiante, secondo lei che dice? Sarà ballottaggio o è ancora troppo presto per dirlo? Ma io penso che è ancora presto per dirlo, poi vedremo, ci aggiorneremo tra un po', mi auguro tanto che si vada anche oltre, fermo restando che, ripeto, con 9 candidati a sindaco era difficile pensare di raggiungere subito un risultato del 50+1%, però non è detta l'ultima parola, vediamo. Si sta guardando a questi dati con molta attenzione, ci potrebbe essere qualcuno che farà d'ago della bilancia? Ma sì, in queste competizioni c'è sempre qualcosa di variabile, qualcosa che va visto, qualcosa che va fatto. Noi abbiamo fatto veramente una campagna elettorale molto trasparente sui temi, sui contenuti, una squadra che come può vedere è davvero eccezionale perché sono tutti qua, stanno lavorando insieme con noi e abbiamo creato un gruppo ed è un gruppo assolutamente importante, tanto è che c'è un riconoscimento da parte di molti cittadini, qui siamo letteralmente assediati in questa nostra sede e la cosa può fare solo piacere e gratifica molto. Io sono davvero onorato di avere una squadra al fianco di questo tipo, con le persone che tra l'altro senza alcun ragione stanno provando a affiancare un progetto di trasformazione e di modernizzazione della città. Tra l'altro l'attesa non è proprio semplice. Sì, direttore? No, volevo, mi inquadrate per cortesia Marcello Manna, lo vedo rilassato, tranquillo, solitamente in campagne, in momenti così concitati l'ansia, la tensione deve essere alle stelle, no? No, caro direttore, non c'è nessuna ansia, nessuna cosa, siamo abbastanza tranquilli, abbiamo fatto un bel lavoro, è una bella, importante competizione, però devo dire non mi faccio prendere né dall'ansia né di altro perché sono convinto del lavoro che si è fatto, poi ho davvero una squadra a fianco di persone che si sono spese e li devo ringraziare tutti. Ma dico, se l'immaginava così lo sviluppo di queste elezioni, con questi dati che stanno uscendo? Sì, ma io non mi accontenterei di questi dati, nel senso io mi auguro tanto che si vada oltre perché penso che meritiamo ancora tanto, quindi questo me lo auguro, però certo questo è un dato assolutamente confortante a un quarto delle schede già viste, è un buon dato, poi certo con 9 candidati a sindaci qualcuno, io ne capisco poco, ma qualcuno che si intende di elezioni e di altro dice che con 9 candidati a sindaci insomma non è facile neppure raggiungere questo dato e quindi questo mi tranquillizza. Bene, grazie. Rosalba, continua il tuo viaggio per favore, dacci qualche altra testimonianza, facci vedere qualche altra immagine, continua a proporre ai nostri telespettatori anche la tensione che si respira, anche se Manna dice che non c'è tensione, però voglio dire, quando uno gioca una partita importante non credo molto che non ci sia tensione. Va bene, comunque. Caro direttore, io ho parlato solo di me, non che gli altri sicuramente c'hanno tensione e c'è la tensione, ma io sono fatto così e quindi va bene. Bene, grazie allora, Rosalba. Ci vediamo fra poco. Ci vediamo fra poco.
Filippo, hai sentito, hai visto Rende, hai visto Montalto, hai visto Mendicino, hai visto... Che impressione tua, cioè Manni è come se andasse a prendersi un caffè. Hai capito? Hai capito? Tranquillo, una cosa, dici, vabbè, si gioca una partita importante, è un progetto politico, vive con una tranquillità. Poi scusatemi, lui, voglio dire, per riprendere il discorso di Corigliano Rossano prima. Sì, eccolo qua. Quando c'è, non so se chi è rimasto in studio da te no, lo c'è devi Francesco Aiello che ci spiega, lui ha seguito la fase... Innanzitutto lo saluta Francesco Aiello, però forse pure lui dovrebbe tagliarsi la barba, i capelli, insomma, sì. Cioè, perché insomma non si può fare così. Francesco, sentimi un attimo. Ciao Filippo. Avevamo capito tutto che, non ridere, che a Vibo Valencia avrebbe vinto la Limer dal primo turno. Ottimo. Perché ci sono delle situazioni in cui la politica sul territorio capisce e altrove non capisce? Questo è il punto che a me mi fa arrovellare. Beh, come sai io non sono un esperto di politica, però insomma se fai riferimento a Corigliano Rossano, lì le dinamiche sono profondamente cambiate nel corso degli ultimi mesi. Come ben sai c'è stato un processo di aggregazione, 2 comunità già grandi si sono unite per creare questo nuovo centro che è molto grande, molto determinante, con alte potenzialità che secondo me non sono percepite ancora dal territorio in questa fase post-referendum con l'istituzione, diciamo, di questo nuovo comune. Il nuovo Consiglio Comunale ha una sfida che credo che sarà veramente una sfida molto molto grande, che dovrà giocarsela con tutte le potenzialità che in quel territorio ci sono, sia come risorse naturali sia come risorse umane, e questa fusione che ancora, come dire, non è stata metapolizzata secondo me dalla società civile, dalle istituzioni, dagli operatori turistici, dagli operatori economici, credo che debba, come dire, entrare un po' nella pancia di tutti gli agenti, perché su quel territorio, con una massa istituzionale così grande, si può fare veramente molto. E credo che probabilmente Stasi probabilmente intercetta più questa sfida rispetto agli altri 2. Non ti so dire perché non ho seguito da vicino molto la campagna elettorale, però qualcuno che mi raccontava come possibile esito Stasi, io insomma mi è venuta qualche informazione a me, cioè non è un outsider in toto. Scusate un attimo, ma dobbiamo far vedere dei contributi video. Vai Francesco, sempre la demoscopica grazie al suo presidente Raffaele Rio. Le sue pillole elettorali, le chiamate così, c'è questo borsino dei partiti, chi sale e chi scende. In questo caso chi scende, c'è il confronto con le elezioni europee del 2014, quindi proprio le ultime europee. Il PD perde il 17,5, ci dice Demoscopica, meno 135.000 voti, e meno 6,3 invece per Forza Italia, che perde quindi 49.000 voti. Poi abbiamo qualche sindaco di comuni minori del Cosentino. Allora, li do velocemente, intanto mentre parlavo me ne è arrivato un altro, quindi a Roseto Capospulico riconfermata Rosanna Mazzia, a Quappesa già ve l'avevamo detto, a Aiello Calabro l'immarcescibile Franco Iacucci, naturalmente i nostri auguri, a Caloveto Umberto Mazza, a Colosimi Giovanni Lucia, a Mongrassano Ferruccio Mariani, a Nocara Maria Antonietta Pandolfi, a Orso Marzo Antonio De Caprio, a Pedivigliano Antonella Leone, a Rocca Imperiale Giuseppe Ranuri confermato, a Rota Greco Giuseppe De Monte, a San Basile Vincenzo Tamburi, Santa Caterina Albanese Roberto Lavalle, Scigliano Raffaele Pane e a Tarsia Roberto Ameruso. Filippo, devi avere un po' di pazienza perché adesso mandiamo la pubblicità e poi vogliamo... scusami un attimo, chiamo sempre il mio amico Gianluca, hai qualche dato? Dai. L'unico dato a 5.800 voti che Tallarico scende sotto il 20%. Mentre Bene. Si confermano più o meno la forchetta tra Manna e Principe si conferma. Filippo, tu vuoi dire questa qualcosa? Cosa di Principe io però te l'avevo detta, sei buon testimone, vedi? È vero o no? Ma l'avevamo scritta. Ci fermiamo. È vero o no?
ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi volevo farti parlare con Deli Fabiano, che è segretario regionale dei Popolari per l'Italia. Ma Gianluca Gallo c'è ancora, sì? Come? No, Gianluca Gallo è andato via pure lui. È andato via. Stai un po' tranquillo, pubblicità, poi torniamo in diretta.